Siglato oggi presso il Belvedere della Scala dei Turchi a Realmonte il verbale di consegna anticipata delle opere che permettono di rendere fruibile i lavori di consolidamento e messa in sicurezza di una porzione del costone della Scala dei Turchi. Il contratto tra le parti fu stipulato presso la sala del Comune realmontino l'8 aprile 2019. L'ammontare dei lavori di circa 217.000 euro è resi possibili grazie ai fondi della Protezione Civile diretta dall'ingegnere Cossa. All'incontro di oggi erano presenti il sindaco della città Zicari, l'assessore al territorio Cordaro, l'onorevole Giusy Savarino, presidente della Commissione Ambiente, e il presidente della regione Nello Musumeci. È una delle tappe turistiche più significative nella nostra isola e il nostro intervento è stato rapido ed efficace. Pensate, alla fine di ottobre abbiamo adottato la delibera proposta dal Dipartimento Turismo e Territorio e Ambiente. La gara è stata espletata nel mese di febbraio, il 6 di marzo abbiamo consegnato all'impresa i lavori, il 6 di agosto i lavori sono stati completati. Più efficienza e più celerità di così davvero non si poteva, proprio perché volevamo mettere in sicurezza un luogo frequentato, un luogo apprezzato, un luogo che rimane fra le tappe più significative della lunga fascia costiera della nostra isola. Quindi tutela del territorio e al tempo stesso valorizzazione di emergenze ambientali, paesaggistiche e naturali che sono belle ma che hanno bisogno di frequente manutenzione. Nella lotta al dissesto idrogeologico la Sicilia è la prima regione in Italia, abbiamo speso quasi 200 milioni di euro sotto il nostro governo. Per quanto riguarda la lotta alla erosione costiera, abbiamo già finanziato un contratto di costa sul Tirreno, un altro nel sud-est dell'isola, quindi sulla costa siracusana e ragusana, e proprio oggi la Giunta voterà un atto di indirizzo sulla fascia costiera agrigentina. Ma intanto è un riconoscimento al lavoro svolto, perché da 1 anno e mezzo che noi lavoriamo per risolvere il problema che c'è stato nel dicembre del 2017, prima con tutte le difficoltà che ci sono state per la redazione del progetto, per reperire il finanziamento, ma per fortuna il governo regionale, l'assessore Cordaro e il presidente Musumeci, che oggi è qua, hanno compreso subito qual era l'importanza della Scala dei Turchi, sono adoperati per il finanziamento, per la realizzazione dei lavori che è avvenuta in tempi tutto sommato rapidi, e quindi la possibilità di poter riaprire il sito alla fruizione. Io sono estremamente contento intanto per il risultato ottenuto, per aver restituito ai turisti la possibilità di scendere là alla Scala dei Turchi in sicurezza. Poi sono anche soddisfatto per l'attenzione mostrata dal governo regionale, che oggi è presente qua con il presidente della regione siciliana, che è venuto apposta a Realmonte per venire a verificare lo stato dei lavori, la bellezza dei luoghi. Quindi sono soddisfatto sotto tutti i punti di vista. Sì, noi siamo intervenuti in sostituzione del Comune che non aveva la struttura per redigere il progetto ed eseguire i lavori, quindi noi da ottobre abbiamo messo in campo l'ufficio progettazione dei lavori, l'abbiamo approvato, abbiamo mandato in gara, abbiamo eseguito i lavori, quindi nei tempi e nelle risorse messe a disposizione dal governo regionale abbiamo operato quello che oggi è stato consegnato al Comune. Ecco, brevemente qual è stata la sintesi di quello che avete fatto, insomma, degli interventi anche? Noi possiamo riassumere gli interventi in 3 grandi linee. Prima abbiamo disgaggiato i massi pericolanti dalla parte alta della parete, dove c'erano massi di notevoli dimensioni, in alcuni casi anche 10-12 metri cubi. Abbiamo demolito, frantumato e portato a valle e poi rimosso. Abbiamo collocato una rete paramassi chiodata per circa quasi 100 metri lineari, per 12 metri di sviluppo in altezza, su 5 file di tiranti, per mettere in sicurezza la parte residuale della parte appunto alta. Poi abbiamo realizzato un drenaggio profondo a monte di questo intervento per evitare che delle acque provenienti dalla strada potessero danneggiare ulteriormente il costone, e poi abbiamo in ultimo un'opera alla base del pendio, quella staccionata, muretto in legno, che non è un'opera di contenimento ma un'opera dissuasoria per evitare che le persone si avvicinino molto all'accesso. Quindi
e devo dire che ora l'opera è in sicurezza, la gente può accedere tranquillamente alle scale turche senza nessun problema. Assessore, parliamo di questo evento di oggi, ecco, un evento sicuramente importante e particolare un po' per tutta l'economia, ma non solo. La Scala dei Turchi, insomma, è il posto più visitato in assoluto in Sicilia. Beh, il giorno di oggi dimostra il cambio di passo della Sicilia con il governo Musumeci. Noi abbiamo raccolto l'appello dell'amministrazione di Realmonte, del sindaco Zicari, ma direi un po' di tutta quella grandissima fascia turistica che si reca per fortuna in queste zone straordinarie. Abbiamo finanziato l'opera con i fondi dell'assessorato al territorio, abbiamo fatto la progettazione attraverso la struttura del dissesto e i lavori attraverso i nostri valorosi ingegneri della protezione civile. Direi una sinergia davvero ottima che dimostra come insieme la Sicilia possa davvero rinascere, ed è un appello che rivolgo anche a sindaci e a cittadini: dobbiamo tutelare la nostra terra, è un momento difficile, è una stagione purtroppo anche di incendi. Ecco, se ognuno tratta, o meglio se ognuno dovesse veramente sentirsi partecipe di un unico disegno nell'interesse della Sicilia, le cose andrebbero, io vorrei dire andranno sicuramente meglio. Sicuramente, questo dimostra l'attenzione che c'è da parte del Presidente Musumeci rispetto al nostro territorio. Certo è un territorio che è molto seguito, io devo dire che proprio della Scala dei Turchi, così come di Eracleamino e così come della cattedrale che sarà di Agrigento e sarà destinataria di 22 milioni di finanziamento da parte del Presidente Musumeci, mi sono occupata ripetutamente in commissione e quindi abbiamo attenzionato con forza quello che sono le esigenze di questo territorio. Sono felice che già da oggi anche la giunta regionale si occuperà di tutta l'erosione della costa della provincia di Agrigento, cercando di dare una risposta che sia più generica e più collettiva, che riguardi tutto il nostro territorio. Io devo dire che abbiamo trovato dei ritardi incredibili e uno stato di abbandono del nostro territorio che non ha uguali. In questo anno e mezzo dal nostro insediamento, con lo sforzo massimo che abbiamo potuto mettere in campo e ovviamente una macchina burocratica che comunque ha i suoi tempi, stiamo cercando di dare le risposte che Agrigento merita. La presenza oggi del Presidente Musumeci, ma tornerà anche nei prossimi giorni, sarà anche a Linosa, sarà anche ad Agrigento, dimostra appunto questa attenzione del governo Musumeci e del governo regionale rispetto ad Agrigento e alla sua provincia. Siamo onorati della visita del Presidente della Regione, che suggella un momento importante, che è quello della consegna dei lavori. Consegna dei lavori che consente di poter in questo momento usufruire in massima sicurezza della Scala dei Turchi. La Scala dei Turchi, secondo ovviamente noi, è un bene di tutti e deve essere, diciamo, tutelato. Ecco perché anche noi, diciamo, prestiamo molta attenzione e cerchiamo di fare praticamente il possibile per farlo fruire nel miglior modo possibile ai bagnanti. Ecco, parliamo dell'estate sicura, già in moto la macchina organizzativa, ma approfittiamo per dare dei consigli nell'ambito anche della vostra attività di sicurezza che fate quotidianamente. Sì, Mare Sicuro è il dispositivo che è messo in campo dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che ci consente di intervenire sia a mare che sulle spiagge per poter fare ovviamente fruire il periodo estivo in maniera sicura. Noi ovviamente i consigli che possiamo dare è quello di prestare la massima attenzione al rispetto dell'ordinanza balneare, di poter in qualche modo diciamo, rispettare i limiti previsti sia a mare per il rispetto dei bagnanti, soprattutto quando ci sono i passaggi sotto costa di imbarcazioni che purtroppo noi registriamo e ovviamente siamo tenuti a sanzionare. Il rispetto dei bagnanti e di coloro che devono usufruire delle attrezzature devono essere, diciamo, un principio fondamentale. Noi continuamente effettuiamo controlli sia da terra che a mare e cerchiamo ovviamente di essere vicino ai cittadini.